Cari amici di Radio Chef, ben trovati in questo nuovo appuntamento speciale perché sarà dedicato intanto a un evento che si tiene proprio a Trieste in questi giorni, il Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica, il Trischia, il Boschetto del Ferdinandeo di Trieste, che ci permette di fare un piccolo excursus in alcune tradizioni che poi vengono rivissute anche diciamo ai giorni nostri e che fanno parte di quella che è stata l'influenza dei Celti sulla cucina, le usanze e il territorio del Friuli Venezia Giulia. Ce ne sono molte più di quelle che possiate pensare, soprattutto nella nostra cucina, e visto che appunto il Trischia è il festival celtico che ha anche il compito un po' di riportare queste tradizioni all'attenzione delle persone attraverso laboratori manuali, ma soprattutto la musica celtica, ma ci sono anche diverse possibilità proprio di conoscere le tradizioni culinarie di questa cultura. E allora non solo, noi abbiamo deciso di proporre questo festival come tema, filo conduttore della nostra puntata di oggi, anche perché si è tenuto proprio in questi giorni il famoso rituale della notte di San Giovanni, caro agli antichi Celti, ma anche nei nostri territori, molto noto a quello che era, insomma, la parte contadina, ma non solo. C'è anche una rivisitazione, una voglia di tornare a questa vicinanza con la natura, proprio in questa che era considerata una notte magica, la più magica dell'anno, proprio perché era vicina al solstizio d'estate. Anche questo è un altro appuntamento celebrativo per chi lavorava a contatto con la terra, quindi falò rituali, raccolta delle erbe legate alla rugiada che ci fanno e ci regalano spunti interessanti per la nostra ricetta. Insomma, un viaggio nel tempo per capire come la antica cultura celtica abbia in realtà lasciato un'impronta profonda nella cucina e nelle tradizioni del nostro Friuli Venezia Giulia, un popolo da sempre, anzi un territorio da sempre crocevia di popoli. I Celti erano dei veri e propri maestri nella conoscenza della natura e delle erbe spontanee e proprio a loro dobbiamo l'utilizzo in cucina di alcuni ingredienti che ancora oggi amiamo. Per celebrare questa unione tra cucina celtica e la magia di San Giovanni, vi proponiamo un primo piatto profumatissimo, leggero ma anche evocativo. Prepareremo degli spezzel verdi alle erbe di San Giovanni con burro, nocciola e ricotta affumicata. Come lo prepareremo? Beh, per 4 persone ci serviranno 300 grammi di farina e 3 uova fresche, 150 millilitri di acqua o latte, 150 grammi di erbe spontanee miste, che saranno ortica, tarassa, coppiantaggine o degli spinacini freschi, che potete insomma anche raccogliere voi stessi nei campi, mi raccomando, e lontano dalle strade dove possono essere effettivamente, diciamo così, contaminati. Un pizzico di noce moscata e sale. Per il condimento avremo bisogno di 80 grammi di burro, qualche foglia di salvia e una generosa grattugiata di ricotta affumicata, possibilmente quella friulana. Procediamo sbollentando le erbe spontanee per un paio di minuti. Le strizzeremo benissimo e le frulleremo fino a ottenerne una crema. In una ciotola mescoliamo la farina, le uova, l'acqua, le crema di erbe, la noce moscata, un pizzico di sale fino a ottenere una pastella densa e omogenea. Lasciamo quindi riposare e portiamo a ebollizione una pentola d'acqua salata usando l'apposito attrezzo per gli spetzel oppure lo schiacciapatate a fori larghi. Fate cadere i datterini di pasta direttamente nell'acqua. Appena vengono a galla li scolerete e li salterete in padella dove avrete fatto spumeggiare il burro con la salvia fino a farlo diventare color nocciola. Servite caldissimi con una cascata di ricotta affumicata e grattugiata grossolana per un piatto che racchiude il profumo dei nostri piatti e l'anima delle tradizioni. Ma andiamo un po' indietro nel tempo e buttiamo un occhio a come si traduce questa filosofia anche nella nostra spesa quotidiana. I Celti infatti prediligevano, come dicevo, una dieta stagionale che era basata su cereali integrali, carni conservate, formaggi intensi, frutti di bosco e appunto piante spontanee. Allora, per replicare a queste sane abitudini di vicinanza alla terra, facciamo anche noi un salto, come sempre, ai supermercati Bosco di Trieste, che trovate insomma in quelli che è il punto vendita più vicino a voi. Qui ad esempio in Corso Italia siamo vicino al punto vendita di Piazza Goldoni, ma se vogliamo andare con la macchina, usufruire del parcheggio, c'è il punto vendita di via Orlandini, quello di via Coroneo e poi c'è nuova apertura in via Pirano e tanti altri. Non vi resta che consultare il sito dei supermercati Bosco e trovate quello più vicino a voi. Tornando alla nostra lista della spesa di ispirazione celtica ed estiva,
Dovremo mettere nel carrello i cereali ancestrali e quindi farro, orzo o avena per preparare ottime insalate fredde e super nutrienti. Poi inseriremo i formaggi della tradizione, quindi ricotta affumicata, latteria saporiti e burro di alta qualità che troviamo nel fornitissimo Banco Salumi. E ancora miele e frutta. Il miele millefiori artigianale era abbastanza apprezzato e usatissimo dagli antichi Celti, una scorta di mirtilli, di lamponi e di more che erano i frutti che appunto i Celti raccoglievano nei boschi. Infine della carne genuina, quindi tagli di maiale o di manzo di prima scelta dal banco macelleria di Bosco, ideali anche per le prime grigliate di stagione da condividere insieme, magari all'aperto per ricercare un po' di frescura. Ma cosa bevevano i Celti, idromele e birra e avevano un grande amore per, ve lo racconto tra poco. Infatti, dopo che abbiamo riempito il nostro carrello, andremo a spostarci in quello che è appunto il fornitissimo reparto bevande di Bosco, perché c'è una storia veramente affascinante da raccontare e che era appunto che cosa bevevano i Celti nei loro leggendari banchetti. Beh, nell'immaginario comune i Celti sono grandi bevitori di idromele, la famosa bevanda degli dei che veniva ottenuta dalla fermentazione del miele e delle birre ancestrali che producevano con orzo e grano e che spesso venivano aromatizzate con erbe e spezie, la famosa corma. Ma la vera curiosità riguarda il vino, perché i Celti ne andavano letteralmente pazzi. Lo importavano infatti in enormi quantità dal bacino del Mediterraneo e lo bevevano puro, a differenza dei romani che invece usavano allungarlo con l'acqua. Per ricreare quindi questa atmosfera di inizio estate, di festa di inizio estate, nell'assortimento della cantina di Bosco potrete scegliere una birra artigianale locale o la stessa birra Bosco, possibilmente non filtrata e che sia corposa e profumata. Vi suggerirei anche una buona IPA, ad esempio, oppure un ottimo vino rosso del territorio che sia robusto e sincero, perfetto per brindare alle calde serate di giugno. Ma torniamo ancora in cucina perché per tritare finemente le erbe spontanee della nostra ricetta senza ossidarle o per ridurre a velo la ricotta affumicata vi serviranno ovviamente gli strumenti adatti che amano le materie prime e durano nel tempo. Ma non solo, vi abbiamo raccontato che i Celti vivevano a contatto con la natura e quindi creavano tantissime cose proprio con le loro mani. E se anche voi avete la passione per l'hobbistica, dunque, attraverso quelli che sono i materiali naturali, avrete bisogno degli utensili giusti. Li trovate tutti naturalmente da Fila Utensili Natisone alle Prosodi Premariacco sul sito filautensili.com, dove scoprirete come lame curate da veri professionisti possono cambiare il vostro modo di cucinare, garantendo tagli netti e precisi che preservano tutti gli oli essenziali e i profumi delle vostre erbe. Ecco perché avere anche l'utensile da taglio giusto, affilato e di qualità può fare la differenza anche nei sapori e nella qualità degli ingredienti che mettete in tavola. Ora ci immergiamo invece nelle atmosfere della montagna proprio per rivivere un po' quello che era l'ambiente dei nostri amici celti. Non possiamo quindi non guardare verso le nostre montagne, dove queste tradizioni sono rimaste intatte nei secoli. Prendiamo quindi la via delle vette e ci fermeremo a Camporosso da David. L'accoglienza in questo luogo vi farà respirare atmosfere autentiche, perfette per gustare i loro taglieri e portarsi a casa l'essenza delle Alpi Giulia. Non solo, ma trovate anche tantissime erbe infusi da utilizzare, risotti con ricette che coinvolgono anche i frutti di bosco e molto di più. Grazie appunto, benvenuto al suo staff che vi accoglierà in ogni momento e sarà pronta a soddisfare tutte le vostre richieste per un'escursione, un pranzo in velocità, una pausa dolce, un buon caffè e molto altro. Saliamo poi invece a Sappada, dove gli alimentari Cardis sono esperti nell'arte della conservazione dei formaggi e dello speck, dove vengono seguiti per la produzione ancora ritmi antichi e naturali, proprio come piaceva ai popoli dei Celti. Ma non solo, se invece preferite la comodità, allora potete anche approfittare della loro ricca gastronomia per ordinare il vostro pranzo o la vostra cena
direttamente da Alimentari Cardis e potrete appunto avere tutto pronto e comodo nella vostra vacanza di montagna. Per un tocco di dolcezza che celebra invece la natura, potete fare tappa a Cortina d'Ampezzo alla pasticceria Ghedina. I loro capolavori artigianali a base di frutti di bosco sono un omaggio goloso alla ricchezza e alla spontaneità della nostra montagna. E infine, care amiche, abbiamo preparato una ricetta per voi amiche e amici, perché quella che vi svelo adesso è la ricetta delle donne celtiche per essere sempre belle e avere una pelle curata. Come facevano quindi avere una pelle radiosa e delle chiome leggendarie? Beh, sfruttavano il potere purificante dell'avena e delle erbe. Ecco quindi la vostra ricetta di bellezza di oggi. Mescolate 2 cucchiai di farina d'avena finissima, che trovate ai supermercati Bosco, con un cucchiaio di miele e 2 cucchiai di infuso freddo di camomilla o di calendula. Applicate questo composto sul viso come una maschera scrub, però delicata ovviamente. L'avena infatti lenisce e purifica la pelle dal caldo estivo, mentre il miele idrata in profondità regalandovi una luminosità degna di una fata del bosco. Allora siete pronti a preparare la vostra ricetta di bellezza? Grazie insomma per aver viaggiato con noi. Ricordo che questa puntata la troverete sul nostro sito radio.0.it nella sezione Radio Chef con gli articoli. Potrete rivedere il video della puntata con qualche integrazione, ma anche trovate tutti i link di quello che vi ho raccontato. Quindi trovate la ricetta nel dettaglio, il programma del festival per questi prossimi giorni. Il festival insomma si terrà al Boschetto del Ferdinandeo fino al 28 giugno e troverete i link ai supermercati Bosco, a David, alla pasticceria Ghedina, insomma tutto quello che abbiamo citato in questa puntata e la ricetta di bellezza soprattutto per voi. Io vi saluto, vi ricordo che questa settimana abbiamo un po' invertito la nostra tradizione per venire incontro ai nostri ospiti, quindi oggi vi abbiamo portato in un viaggio interessante tra gli eventi e gli spunti culinari che ci regala il Friuli Venezia Giulia. Domani torneremo a fare un tour nella nostra regione con la puntata guidata dai suggerimenti di Turismo FVG, quindi non mancate domani alle 12. Ciao a tutti e buon inizio estate!